Seconda giornata del Pizza Fest ieri a Seccagrande di Ribera con il concerto di Bianca 6, preceduto dall'appuntamento pomeridiano di approfondimento sulle tematiche attuali. Ieri quello della sicurezza stradale, fortemente voluto da Giuseppe Bartolomeo, imprenditore e sponsor ufficiale del Pizza Fest, che ha perso un figlio in un incidente stradale. L'iniziativa è quella anche di regalare un casco a dei giovani per invogliarli al loro uso. Sono stati già sorteggiati 3 caschi che saranno consegnati domani domenica sera prima del concerto di Enrico Ruggeri. Al dibattito ampia è stata la partecipazione di tanti giovani, del comandante della stradale Monreale, del questore di Agrigento Auriema, dell'associazione Vittime della Strada, della dottoressa Schembri in rappresentanza dell'ASP di Agrigento, che hanno approfondito un tema di cui purtroppo se ne parla ogni giorno. Quindi anche la visita di personalità al villaggio del Pizza Fest, sempre più richiesta e gettonata la pizza di Ribera, con diverse centinaia sfornate ogni sera. L'assessore all'agricoltura e pesca Edi Bandiera ha voluto presenziare al Pizza Fest e assistere anche al concerto. Assessore Edi Bandiera, assessore all'agricoltura e pesca, oggi qui al Pizza Fest a Ribera a Seccagrande, con una manifestazione il primo giorno giunta all'8ª edizione che raccoglie sempre consensi. Assolutamente sì, e con vero piacere, non posso non fare, ma lo faccio volentieri, complimenti al Sindaco Pace, all'amministrazione comunale per aver non solo tenuto in vita un'iniziativa così importante, ma soprattutto aver allestito quest'anno un'iniziativa particolarmente composita, ricca di eventi. Chiaramente la grande partecipazione di pubblico testimonia l'apprezzamento del territorio e non soltanto del territorio. Al centro la pizza, alimento straordinario che sta a cuore a molti di noi, ma non possiamo non sottolineare in questo caso come è bene che questa pizza sia chiaramente contornata e fatta da prodotti nostri, quindi tutto il lavoro che stiamo facendo in tema di valorizzazione dei nostri grani, a cominciare dalla farina, ma poi passando per il pomodoro, quindi per la salsa, per i nostri prodotti lattiero-caseari, la nostra mozzarella e quanto ancora contribuisce a guarnire e a rendere questo alimento particolarmente buono. Ma qual è il segreto della pizza a Seccagrande di Ribera e del Pizza Fest? Lo chiediamo a un operatore del settore. Le pizze sono proposte soprattutto con grani antichi siciliani, vengono rivalorizzati poiché il grano è fondamentale per un buon impasto, digeribile e salutare. L'importanza principale va soprattutto dedicata anche ai lieviti, devono essere dei lieviti naturali e soprattutto la lievitazione deve andare dalle 48 alle 120 ore. Quindi questa sera il Pizza Fest e il Buon Gustaio, la pizzeria Buon Gustaio proporrà soprattutto questi impasti. Che tipo di pizza proponete? Attualmente il classico, il semi-integrale bio e il tumini ad hoc. E c'è pure la sezione celiaci dedicata appunto a coloro che sono allergici al glutine. 8ª edizione del Pizza Fest qui a Seccagrande di Ribera, ecco il segreto di una manifestazione che cresce anno dopo anno, qual è? Il segreto della manifestazione è l'unione soprattutto del personale, del sindaco e di tutti coloro che organizzano l'evento, perché è un evento molto sentito indipendentemente dalle critiche negative a esso rivolte. Da quello che ho potuto notare io è che loro sono unitissimi e ringrazio loro di tutto perché hanno fatto di tutto per valorizzare questo evento indipendentemente appunto da lui.